Il nostro candidato presidente Fabio Bui ha proprio a cuore questo tema, cioè la presa in carico dei giovani, no? La presa in carico dei giovani da un sistema regionale che possa essere già nella scuola, dalla definizione dei programmi della scuola, incisivo. Non c'è nessuna legge nazionale che vieti di costituire dei comitati consultivi territoriali, così li chiama Fabio Bui, che consentano di mettere insieme insegnanti, genitori, esponenti del mondo del lavoro, esponenti del mondo della sicurezza, le parrocchie, perché no? Per fare un tavolo di regia che prenda in carico quelle che vengono rilevate come essere le necessità sì del territorio, ma soprattutto delle persone, che sono genitori magari, e che la scuola possa essere medium di questa presa in carico. Per i popolari, e questo è un tema fondante, bisogna prendersi la responsabilità di questo tipo di tematiche, non dire semplicemente sì, come è giusto, cioè è ovvio, questo gruppo di gang sono dei bulli, e lo sappiamo, è chiaro, vanno contenuti, vanno magari anche puniti, non ho gli strumenti giuridici legislativi per sapere fin da dove arrivino le responsabilità di un quindicenne, ma quello che deve fare preventivamente un sistema sociale che sia, diciamo, di matrice popolare è quello proprio di prendersi in carico prima e per fare la famosa prevenzione. La prevenzione di queste cose qua la fai quando crei dei momenti di aggregazione seria, dei momenti di aggregazione che sia formativa, dei momenti di aggregazione che sia anche, se vogliamo, forte, con responsabilità, che sia impegnativa per chi la frequenta.